20 miliardi per la Liguria, di cui 14 a Genova. Il ministro delle infrastrutture del Rio arriva a Terrazza Colombo per un convegno organizzato da Università e Conftrasporto a elencare investimenti che faranno uscire, dice, la città dall'isolamento che la metteva ai livelli di una regione del Mezzogiorno. Dal Terzo Valico alla Gronda autostradale alla nuova fondamentale diga foranea alle opere del nodo ferroviario. Stiamo parlando di un piano di investimenti mai visto prima in questo territorio e che credo che darà molti frutti da subito. Stiamo parlando di progetti e cantieri che sono già in corso e che comunque nell'arco di 4-5 anni daranno piena operatività al sistema ligure, che sono convinto così potrà recuperare anche in termini di lavoro e occupazione rispetto agli altri territori. Il leader di MSC a Ponte, in modo chiaro e pratico, guarda a quello che si può fare già oggi, aspettando le grandi opere, ad esempio accelerare le pratiche per la concessione della nuova calata Bettolo. Siamo in ritardo, spiega, ma anche per far entrare da subito le grandi navi per non perdere occasioni. Ci deve essere una collaborazione totale fra noi, l'autorità portuale, i piloti e la capitaneria, al fine di cercare di portare dentro le navi quanto più grande possibile, nei limiti ovviamente della sicurezza, e incluso i rimorchiatori forse dovranno essere potenziati al fine di portare dentro navi di taglia maggiore delle attuali, ecco. Perché diciamo, per poter conquistare dei traffici noi non possiamo aspettare 4 anni e fra 4 anni, quando tutto sarà pronto, ci mettiamo a conquistare i traffici li dobbiamo conquistare adesso.